E caccia ai banditi. I carabinieri cercano i tre rapinatori che hanno picchiato a sangue Stefano Melison, 59 anni, contitolare della Oro 5 di Via Bedina, Vicenza. Secondo una prima ricostruzione l'agguato sarebbe stato improvviso. I malviventi appostati davanti al laboratorio avrebbero aspettato il momento buono per colpire. Da quanto risulta, quando la vittima ha parcheggiato l'auto davanti all'azienda e ha aperto il portabagagli, i tre banditi coi volti coperti lo hanno aggredito alle spalle. L'orafo ha tentato una reazione, ma i malviventi a quel punto hanno sparato con una scacciacani e lo hanno colpito alla testa col calcio di una pistola più e più volte. Picchiato a sangue, l'orafo è rimasto tramortito a terra, mentre i banditi sono fuggiti con alcune valigie piene di gioielli per un valore che si aggirerebbe sui 200.000 euro. La vittima perdeva sangue copiosamente, soccorso dai residenti, è stato portato in ospedale al San Bortolo. I carabinieri stanno indagando, la caccia ai banditi oggi è ancora aperta, intanto nel quartiere la gente ha paura. Ovvio che c'è paura, anche perché io ho un cane e la sera ho paura a portarlo fuori. Eppure le dico, passano carabinieri, polizia, è molto controllato, ma una volta che è controllato, chi sta attento a questi mezzi che passano, già è passato, aspetta che adesso io agisco.